Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fratelli Cellino, la qualità è emozione. Richiedi al tuo negoziante di fiducia i prodotti del mercato agroalimentare della Sardegna. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Nell'aula magna della Facoltà di Ingegneria e Architettura dell'Università di Cagliari si è tenuta la conferenza finale dal titolo La sfida della formazione nella logistica portuale nel bacino del Mediterraneo, l'esperienza del progetto TechLog tra innovazione e simulatori intelligenti. Gli ingegneri trasportisti dell'Ateneo di Cagliari, in qualità di università capofila, chiudono il progetto TechLog, Technological Transfer for Logistic Innovation in Mediterranean Area. Il progetto ha coinvolto Italia, Egitto, Spagna, Libano e Tunisia, con 9 partner: l'Università di Cagliari, Unica Cidem, LED Beneficiary, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, Maremma Tirreno, Arab Academy for Science, Technology and Maritime Transport, Egitto, e Scuola Europea del Short Sea Shipping, AIE Spagna, The Confederation of European Egyptian Business Association, Egitto, Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di Beirut e Mount in Libano, Camera di Commercio dell'Egitto, Camera di Commercio e Università di Sfax in Tunisia. Il progetto beneficia di un finanziamento dell'Unione Europea con un budget di 3,5 milioni di euro, di cui 3,1 milioni come contributo dell'Unione Europea e 0,4 milioni di cofinanziamento, programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo, su cui la Regione Sardegna è autorità di gestione per conto di 13 paesi. Il progetto ha definito standard comuni di lavoro per il personale specializzato nei porti e nelle aziende di trasporto al fine di migliorare la competitività delle catene logistiche del Mediterraneo. Il percorso di formazione si è tenuto sui simulatori di guida e di manovra con processi di innovazione integrati con le aziende del settore. Valerio, buongiorno. Uno dei più importanti progetti, il secondo strategico in cui l'Università di Cagliari è capofila, sono con il direttore del CIREM, il professor Gianfranco Fancello. TechLog, una scommessa vinta, professore? Sì, assolutamente, devo dire che siamo molto contenti. Oggi in realtà non stiamo celebrando la chiusura di un progetto, ma stiamo celebrando l'avvio di una nuova fase, la costruzione di questo Mediterranean Open Lab, che è un laboratorio aperto in 4 sedi, Cagliari, Beirut, Alessandria d'Egitto e Sfax in Tunisia, dove insieme cooperiamo per migliorare le performance degli operatori logistici, dei gruisti e dei camionisti, lavorando attraverso l'uso di simulatori e lavorando attraverso la definizione di standard comuni di lavoro. Devo dire, per la prima volta nel Mediterraneo troviamo questa convergenza di attività di ricerca, enti di ricerca, camere di commercio ed operatori logistici per creare assieme questo standard comune. Ecco, le convergenze sono sia scientifiche sia economiche, perché i porti sono un fenomenale settore che genera produttività. Qual è il passo ulteriore? Dove si deve andare? Si deve andare verso una reale cooperazione. Questa scommessa che abbiamo vinto è quella di mettere insieme, di creare delle sinergie forti
tra porti, ma tra cluster portuali. Non pensiamo solo ai porti, pensiamo ai cluster portuali. Quando parlo di cluster portuali significa che c'è le imprese, le aziende, gli imprenditori, il mondo della ricerca, le autorità di sistema portuali, le camere di commercio, che insieme l'ambito sardo, e ormai parliamo della Sardegna in maniera unitaria, coopera con chi? Con la Tunisia, col Marocco, con la Spagna, con le altre aree, con l'Egitto. Allora, un'ultima cosa professore, la sicurezza che è un tema chiave, la sicurezza nel lavoro, in che modo Teclog è stata anche in questo caso una scommessa vinta? La sicurezza del lavoro è prioritaria e deve essere centrale anche in tutte le politiche di sostenibilità, perché non esiste sostenibilità se non si pensa alla salvaguardia della vita umana, e quindi noi abbiamo lavorato per definire per esempio qual è il livello di stress psicofisico di un operatore gulista o di un operatore camminista, perché arrivare a quel livello di stress significa abbassare la soglia di attenzione e significa quindi creare le condizioni perché possa avvenire un incidente o possa avvenire un evento ledente. Noi l'abbiamo quantificato e stiamo lavorando insieme alle imprese per cercare di diffondere questo messaggio. Ultimissima, 30 secondi. Alla Regione cosa si dice? C'è stata autorità di gestione del pacchetto Teclog. Alla Regione si dice di continuare a credere in questo percorso di cooperazione con la sponda sud del Mediterraneo. Noi abbiamo trovato dei paesi molto accoglienti, anche con livelli scientifici elevati, uguali ai nostri, quindi vogliamo continuare a cooperare perché il futuro dello sviluppo del Mediterraneo passa per la cooperazione tra paesi. Assessore, il mondo del lavoro sì, ha delle rogne, ha delle spine, ha dei momenti complicati, però questo è un momento invece che ci concede, non dico un sorriso, ma un pochino di appagamento. Teclog ha formato nell'ambito di 40 aziende oltre 80 operatori portuali. Qual è il suo commento? Beh, che ormai il mondo nuovo e quindi il lavoro, la costruzione del lavoro passa attraverso le competenze e quindi ci vogliono queste grandi filiere di formazione che peraltro noi con i fondi regionali che finanziano questi progetti e finanziano la formazione, per esempio abbiamo creato le grandi accademie, le accademie dove la filiera delle istituzioni pubbliche e private possono formare al loro interno tutto il personale, le competenze che servono proprio per costruire tutta un'economia del mare, che è quella identitaria della Sardegna, i porti, la portualità, la nautica, tutto quello che c'è dietro con le nuove tecnologie e le nuove competenze. Vincenzo Corazza, amministratore delegato del CTO che si occupa praticamente di gestire i movimenti in porto. Quali sono le ultime novità e qual è il frutto della cooperazione con il CIREM e il team del professor Fancello? Questa è stata una collaborazione molto significativa che ci ha dato la possibilità di vedere delle situazioni, di monitorare delle situazioni che altrimenti non avremmo potuto fare, perché noi ci siamo dedicati al lavoro puro e poi ci siamo dimenticati anche di prendere visione degli strumenti che ci consentono di misurare lo stato di stress, le condizioni di guida, le condizioni che poi sono dettate dalle condizioni meteo-marine, che sono importanti, perché poi stiamo parlando, lo diciamo a beneficio dell'ascoltatore, degli operatori portuali, quindi di chi? Operatore portuale che si preoccupa di movimentare le merci dalla terra alla nave o dalla nave alla terra, che incontra diverse problematiche che deve affrontare, soprattutto con l'esperienza. Qui invece stiamo cercando di mettere a disposizione del lavoratore, oltre all'esperienza, mettiamo degli strumenti che gli consentono anche di controllare il suo stato di salute, anche nel momento in cui sta operando. Ecco, quindi questo è un passo avanti sicuramente per la qualità delle attività che vengono svolte in un porto, per la qualità dei tempi di lavoro, per quelle che sono anche le richieste fatte dagli armatori e dalle situazioni che si vengono a creare di contorno. È un'economia in crescita, è un'economia produttiva, quanto può valere? Quali possono essere le prospettive? Le prospettive oggi sono un po' diciamo limitate, per le note vicissitudini delle guerre, perché poi l'Ucraina a noi ci ha creato tantissimi problemi, perché molte materie prime provengono direttamente dall'Ucraina, oggi vengono approvvigionate da altri paesi e quindi ci ha comportato un rallentamento delle operazioni, diciamo, di movimentazione. Ciò nonostante siamo riusciti a tenere un trend abbastanza, diciamo, accettabile.
Qual è la forza lavoro delle aziende che governa? Beh, la forza lavoro complessivamente, compreso l'indotto, perché poi ci sono autotrasportatori, agenti marittimi e quant'altro, è intorno ai 300 soggetti. Una quota molto significativa. Prima abbiamo accennato alla collaborazione legata alle innovazioni scientifiche e tecnologiche con il CIREM del professor Fancello. Qual è la sintesi? La sintesi è che noi abbiamo appreso tante di quelle cose che non avremmo mai immaginato di poter apprendere dallo studio. L'università ha dedicato molto tempo e poi ci coinvolge continuamente. Quindi noi ci siamo sentiti appagati da questa collaborazione che speriamo duri nel tempo, che ci porti a dover raggiungere dei traguardi che sarebbero stati impensabili, data anche la nostra situazione di lavoratori portuali. Bentrovati e bentornati alla nostra rubrica Farmacia 2.0, una nuova rubrica che è dedicata alla scoperta del microcosmo della farmacia. Vi parleremo anche oggi di quelli che sono i servizi disponibili nelle farmacie di telemedicina, ma soprattutto la vicinanza, come sempre, alle esigenze delle persone. Oggi parleremo di un nuovo argomento a Farmacia 2.0, la resistenza antimicrobica, e in particolare cosa si intende quando parliamo di antibiotico resistenza. Sesta puntata della rubrica Farmacia 2.0. Si parla tantissimo ultimamente di resistenza antimicrobica perché purtroppo gli antibiotici che noi utilizziamo stanno diventando, non dico inefficaci, ma in molti casi non ce la fanno più a combattere le infezioni batteriche che sono diventate resistenti all'antibiotico. Quindi l'antibiotico resistenza o antimicrobico resistenza significa che il paziente che assume un antibiotico non riesce a debellare l'infezione perché i batteri sono diventati talmente forti che l'antibiotico preso non serve praticamente a niente. Il ruolo del farmacista in questo caso è veramente molto importante nel senso che bisogna fare educazione al paziente. Nel momento in cui il paziente viene a ritirare un antibiotico, intanto consigliare e dire la corretta posologia di assunzione dell'antibiotico. Una volta terminata la terapia, ed è importantissimo per le infezioni batteriche, è importantissimo l'aderenza alla terapia. Cosa significa? Significa che la terapia va fatta completa, non si può, perché sono passati i sintomi, perché magari il paziente si sente meglio, interrompere a 3 giorni l'antibiotico. Se il medico o il farmacista dicono che l'antibiotico va preso 5, 7, 10 giorni, quella la terapia bisogna fare, perché se si interrompe anticipatamente, i batteri conoscono come funziona l'antibiotico e si preparano per la volta successiva diventando più forti. E da qui quindi l'antibiotico resistenza. Sarà quindi necessario la volta successiva utilizzare un antibiotico molto più forte. E quindi è soprattutto molto importante, se per un motivo qualsiasi avanzano delle pastiglie, non tenerle in casa, bisogna eliminarle, perché qual è la tentazione da parte del paziente? Arriva una patologia che è simile a quella precedente, magari dice ah no, gli stessi sintomi, l'altra volta il medico mi ha dato un antibiotico, ce l'ho a casa, l'antibiotico lo utilizzo, e magari invece prende 3-4 pastiglie e anche lì si incorre di nuovo nell'antibiotico resistenza. Quindi importantissimo il consiglio del farmacista in questo caso di dire al paziente di non utilizzare antibiotici che sono presenti a casa, utilizzati per altre patologie. Come sempre è fondamentale questo tipo di informazioni, ma le chiedo quali sono poi le accortenze che devono avere i pazienti? Utilizzare quindi l'antibiotico solo ed esclusivamente quando lo prescrive il medico, non comprare soprattutto farmaci, in questo caso antibiotici, da siti illegali, perché intanto non sappiamo da dove arrivano e soprattutto non sappiamo cosa c'è dentro. I farmaci vanno utilizzati solo, quelli soprattutto dietro prescrizione medica, solo se prescritti dal medico, ma anche gli altri farmaci vanno utilizzati, quindi che possono essere con prescrizione o senza prescrizione, o per prescrizione medica o su consiglio del farmacista. Anche i farmaci più banali hanno effetti collaterali, quindi bisogna stare sempre molto attenti e non utilizzare i farmaci come se fossero delle banali caramelle.
Grazie dottoressa Arru, noi ci aggiorniamo la settimana prossima con Farmacia 2.0. Grazie a voi, alla prossima. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre, garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Grazie agli impianti innovativi ed al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Hanno portato in alto il nome della Sardegna nella scienza, nella medicina, nel giornalismo e nelle istituzioni, nel mondo accademico, quello agricolo e in quelli artistici, dello spettacolo e dell'arte in generale, senza dimenticare lo sport. Ma sono anche e soprattutto instancabili lavoratrici e professioniste nei loro campi. Sono esempi di grande cuore e solidarietà, di forza d'animo e di volontà. Sono le donne di Sardegna che col diretti Donna Impresa Sardegna ha voluto ringraziare per il loro contributo alla società con la consegna del Premio Feminas 2023. Veniamo a chi sono le protagoniste di quest'anno. Maria del Zompo, primo rettore donna in Sardegna per una carriera dedicata alla ricerca e all'insegnamento. Verina Olla, la memoria storica del mondo delle api che ha fatto della sua passione e della sua vita in difesa delle tradizioni più genuine dell'agricoltura isolana. Virginia Pishbin, che con il suo impegno costante per la difesa dei diritti dei più deboli e delle donne, in particolare iraniane. Il medico Pietrina Ticca, perché la diffusione della cultura delle donazioni degli organi in ambito ospedaliero. La giornalista Incoronata Boccia, vice direttore di Rai 1, professionista di estrema competenza, meticolosa maestria, capace di esplorare e raccontare ogni lato del mondo dell'informazione in modo fruibile a tutti. Anna Tifu, enfant prodige della musica classica famosa in Italia e nel mondo per il suo grande talento. Claudia Pinna, donna di sport, sempre pronta a superare ogni suo limite nell'atletica leggera internazionale. Maria Giovanna Cherchi, voce della Sardegna e della tradizione che con il suo grande talento musicale tiene viva la cultura sarda espressa nella canzone in limba.
E infine Rossana D'Ursu, per il suo amore per l'insegnamento e la formazione dei più piccoli e la solidarietà che sono sempre stati i suoi punti di riferimento. È venuto dalle nostre donne, che sono un gruppo coeso, molto numeroso, che tenta di uscire in qualche modo dalle radici della terra per fare cultura, per unire la gente, per fare comunità così come sa fare Coldiretti. Per cui l'obiettivo bello di far emergere dalla terra, così come emergono i prodotti, anche le donne della Sardegna straordinarie che fanno grande la nostra terra, che spesso lo fanno nel silenzio, nell'assoluto anonimato. Donne straordinarie, dalle storie normali ma dalla vita incredibilmente entusiasmante e soprattutto anche sacrificata nei termini dell'altro. Siamo in una generazione purtroppo legata all'individualismo, queste donne invece si distinguono per aver dato contributi alla società, per aver dato contributi alla nostra gente, per aver in qualche modo arricchito i nostri territori di grande sapienza e di grande coesione sociale. Direttore, siamo a fine anno e questo premio ha anche una sensibilità per quanto riguarda non solo il mondo femminile ma proprio il mondo agricolo. Le chiedo un po' fuori dalle righe, questo è stato un anno non complicato ma impegnativo. È stato un anno impegnativo e sarà uno degli anni comunque di rilancio del post-Covid per capire se questo nostro grande paese ce la potrà fare o no. In questo caso ci stiamo avvicinando alle regionali, noi ci auguriamo in qualche modo che ci sia una spinta forte per trovare un grande senso di responsabilità nei confronti della politica perché possa realizzare dei programmi seri per il nostro territorio e per la nostra regione. È un premio promosso e ideato da Coldiretti Donne Impresa Sardegna. Il nostro è un coordinamento che nasce con l'obiettivo di promuovere l'imprenditoria agricola femminile nel mondo rurale. Anche oggi è un premio che coltiviamo con grande orgoglio e che dà esempi positivi a un mondo agricolo sempre più aperto alle contaminazioni e al sociale. Anche oggi andremo a premiare, ma più che altro ad ascoltare storie di donne straordinarie, donne comuni che hanno fatto della propria vita delle eccezioni, donne tutte diverse ma accomunate da una grande determinazione e passione nel perseguire i propri obiettivi e che senza volerlo sono diventate delle icone, degli esempi positivi in una società che ancora tanto deve fare per raggiungere la parità di genere. Il nostro premio è strutturato in 9 categorie, abbiamo la categoria istituzioni, la categoria agricoltura, scienze, arte, spettacolo, comunicazione, sport, agricoltura. Oggi andremo a premiare una centenaria di Ales, l'apicoltrice più longeva a livello regionale, che ci regalerà momenti della sua storia, del suo vissuto. Andremo ad ascoltare altre storie che hanno portato alta la bandiera della nostra isola, per cui sarà una giornata di grande emozione e soddisfazione per il nostro territorio. Io sono un insegnante in pensione che faccio volontariato in carcere, quindi faccio parte di un'associazione che si chiama Oltre i muri Volontaria Bancali e mi occupo insieme ad altre amiche e colleghe di aiutare un po' i detenuti nel loro percorso e naturalmente in collaborazione con le educatrici dell'area trattamentale del carcere. Per me è veramente un grande onore ricevere questo riconoscimento da parte da Coldiretti e rappresentare una donna sarda è veramente un orgoglio per me. Grazie. A chi dedicherà questo premio? Ma chiamiamolo un po' premio alla carriera, a tutte quelle persone che in tutti questi anni mi sono state vicine, a tutte quelle persone che in qualche modo fanno dei sacrifici per ottenere dei risultati e tutte le persone che in questo momento cercano di seguire i miei passi e quindi voglio essere da stimolo per tanti ragazzi che trovo molte volte in campo. Abbiamo raggiunto anche Maria Giovanna Cherchi, uno dei volti noti dell'isola per lo spettacolo, per la cultura e per il folk. Che emozione si prova a ritirare questo premio? Sono davvero felicissima, onorata, perché questo è uno dei premi più belli che una donna in Sardegna possa ricevere, un po' perché premia l'impegno per il lavoro costante e un po' perché è bello che lo ricevano le donne. E sono felice che la Coldiretti abbia questa sensibilità
città da tanto tempo ormai, e quindi ci godiamo questa festa ed è davvero uno sprone per continuare a fare meglio, per fare più bella la Sardegna, in questo caso con la voce, con la musica e con una presenza sempre elegante. Dedicherai questo premio a qualcuno, a qualcosa? Sì, voglio assolutamente dedicarlo a tutti i miei collaboratori, che sono tutti uomini e che però davvero mi danno una grande forza. I miei musicisti sono come i miei familiari, e allora tutti quelli che lavorano con me diventano davvero un pezzo prezioso di questa carriera. Raggiungiamo un'altra protagonista premiata di questa sera. Che emozioni si provano, anche perché lei ci dà emozioni con la sua arte? Intanto ringrazio Coldiretti per aver pensato a me, per questo importantissimo riconoscimento. È sempre bello poi tornare in Sardegna, che è la mia terra. Sono molto legata a Cagliari, ai miei affetti, alla mia famiglia, e quindi ricevere un riconoscimento nella mia terra è sempre una grandissima emozione e motivo di grande orgoglio per me, e quindi sono molto felice di essere qui. Nonostante viaggi tantissimo, porto sempre la Sardegna nel cuore e sono felice comunque di portare alto il nome della Sardegna, quindi vi ringrazio tantissimo per questo importante riconoscimento che riceverò oggi. Grazie davvero a tutti. Per me è un grandissimo onore riceverlo da una giuria di donne, ha un significato speciale. E per me, fatemi dire, lo ha in modo particolare anche riceverlo in Sardegna, che è la mia terra, è la terra da cui sono partita, è la terra in cui mi sono realizzata, ed è anche l'isola che cerco un po' di raccontare al mondo attraverso il TG1, e quindi di raccontare questa nostra meravigliosa realtà al di là dei fatti di cronaca, al di là dell'attualità che spesso è quella magari che descrive meglio la ricchezza della nostra isola. Questo è il mio piccolo sforzo, il mio piccolo impegno quotidiano. Le faccio la stessa domanda che ho fatto alle altre sue colleghe premiate: a chi dedica questo premio? A mia mamma, la madre è la madre di tutto, è colei che dà l'impronta a una figlia femmina, e quindi premio da donna per una donna, lo dedico alla donna più importante della mia vita. Intanto grazie alla Coldiretti, grazie al gruppo imprenditrici donne della Coldiretti per questo premio inaspettato, molto bello, molto gradito, perché quando viene dalla tua terra, dalla gente con la quale condividi tanti pro e tanti contro, è importante. Cosa dire? Purtroppo la violenza è qualcosa che in questo momento è fuori controllo, e in particolare le aggressioni nei confronti delle donne. È fuori controllo anche perché purtroppo sono molti gli esempi che vanno a sostenere questo tipo di comportamenti. E badate che non si interviene in un momento, un giorno, facendo una determinata cosa, ma è un percorso che va portato avanti nel tempo, in maniera costante e in maniera incisiva. Che percorso? Quello di far capire il significato vero della parola amarsi e della parola volersi bene. E io continuo in una campagna che ormai faccio da diversi anni, che è quello che bisogna iniziare quando i bimbi sono piccolissimi. Bisogna iniziare dagli asili nido, bisogna iniziare dalle scuole materne. Uno dirà sì, vabbè, ma il problema ce l'abbiamo adesso, capito? Bisogna fare qualcosa anche per intervenire subito, ma è fondamentale che noi questo comportamento cerchiamo di bloccarlo alla nascita, per cui mi auguro che chi ha il potere di farlo faccia finalmente delle politiche di crescita per gli asili nido e per le scuole dell'infanzia. E nel parterre delle premiate di Feminas troviamo anche quella che è la scienza, quella che è la sanità, ma soprattutto la solidarietà.
Esatto, perché la donazione degli organi è innanzitutto un gesto di grossa generosità, di altissimo valore etico, che coinvolge tutti i cittadini. Tutti siamo chiamati ad esprimerci, perché il trapianto è un atto di cura che si può portare avanti soltanto con una donazione, e quindi è estremamente importante diffondere la cultura del dono fra tutti i cittadini. Il mio impegno come coordinatore locale per i trapianti d'organo all'ospedale San Francesco è orientato proprio verso diffondere questa cultura del dono e far sì che chiunque dopo la morte possa esprimersi in senso positivo e far sì che tutte le persone che sono in lista d'attesa possano usufruire di questa importantissima cura che serve per salvargli la vita. Vi devo dire la verità, è talmente grande l'emozione aver già intravisto veramente l'importanza delle persone che vengono premiate, che direi che è un premio decisamente importante. A chi l'emozione fa parte di quello che è il lavoro di Feminas, anche la passione, la volontà sta emergendo da questo convegno premiazione, a chi dedicherà il premio? In realtà l'operato per il quale penso mi stiano appunto premiando è un qualcosa che prescinde, travalica i nostri confini, arriva fino in Iran e quindi io vengo semplicemente premiata come cassa di risonanza della terribile esperienza che stanno vivendo da 44 anni in Iran le donne, le giovani e i giovani, e dedicherò sicuramente questo premio alla Presidentessa del Consiglio Nazionale della Resistenza, Marian Rajavi, ai miei genitori e al mio maestro di fede buddista. Oggi è una giornata delle Feminas in Sardegna e lei riceverà questo premio. Le fa piacere? L'accetto volentieri. Senta, ma mi hanno detto che lei si occupa di apicoltura, quindi sì, di miele. Ha sempre fatto quello? E da ragazzina ho seguito babbo che portarono in paese l'apicoltura moderna con colleghi e compagnia. E io ho seguito babbo per ragioni di salute, ha smesso e anche di lavoro e ho preso in mano tutto io subito. Ascolti, cosa ne pensa che oggi c'è tutta questa gente che la vedrà ritirare questo premio e soprattutto è una bella soddisfazione dopo tanti anni di lavoro? Mi trovo frastonata, non capisco nulla. Beh, queste persone sono qui anche per lei, per farle i complimenti, no? No. Ci può salutare se vuole, con un consiglio per i nostri telespettatori? In che modo? Un qualcosa che lei pensa che sia giusto per la vita delle persone? Di fare le cose bene, lentamente, con tranquillità? Farle liberamente, tranquillamente, seguire l'istinto che abbiamo Cioè, io ho seguito sempre da ragazzina e l'ho fatta ancora quando babbo non poteva più fare niente. Se potessi ci andrei ancora. Siamo giunti alla fine di questa magnifica giornata di Feminas 2023 con le 9 premiate, con tante emozioni, con tante certezze, ma soprattutto con tanto valore. Assolutamente, dei valori che ci hanno ricordato tutte le premiate di cui siamo veramente orgogliosi. Una storia più bella dell'altra, a partire dalla nostra centenaria che ci ha ricordato quanto sia importante per riuscire ad ottenere quelli che sono i nostri sogni, la passione e la voglia di fare. Il sacrificio credo che sia alla base della storia di tutte le donne che abbiamo premiato oggi e sono veramente un orgoglio per la Sardegna.
Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Spheres. Scopri le fette biscottate speciali Cellino. Latte e miele, ciocco-fette e fette di bosco. Tutte senza lattosio e in comode monoporzioni da 4 fette. Per una fetta sempre biscottata. Setrand, settore ecologia. Siamo in grado di attivare il servizio di pronto intervento ecologico in caso di emergenza e con potenziale contaminazione delle matrici ambientali. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Roberto Montesi, insomma, una tua pubblicazione che racconta il Cagliari del 6° posto, chiamiamolo così, in Serie A. Quanto ci hai lavorato? Più di un anno non è stato neanche facile, devo dire la verità, perché ho sentito tutti i giocatori, dal primo all'ultimo, e poi c'è stato il lavoro di ricerca. Io devo dire grazie a tutti i giornalisti che hanno lavorato all'epoca all'Unione Sarda, perché sono stati una grande fonte di ispirazione, oltre che di consegna di notizie preziose. Io ero bambino quando il Cagliari di TD andava a fare spettacolo su tutti i campi d'Italia. Alcune cose le ricordavo, altre no, e questa ricerca mi è servita molto anche di ispirazione per approfondire il discorso, per approfondire come sia nata questa squadra che, ricordiamo, è stata costruita con 2 lire. C'è una frase di Gigi Riva che mi ha gentilmente curato la prefazione: eravamo poveri ma belli. Credo che valga questo e più di tante parole per descrivere com'era quella squadra. Il libro racconta di una serie di anni, di annate in cui si è anche sofferto. In sintesi, qual è stato il momento più delicato che hai dovuto raccontare? L'inizio, più che altro l'inizio, perché il Cagliari veniva da una stagione negativa, erano partiti con tante ambizioni, con l'acquisto di Magherini e Villa che dovevano essere 2 crack, e invece non erano andati bene, quindi TD aveva rimpiazzato Toneato a metà stagione, però la società era veramente in cattive acque. Era un periodo delicato perché la SIR, proprietaria della squadra, si era un po' disimpegnata, quindi De Logu, Riva si sono dovuti rimboccare le maniche e fare una squadra con quello che era rimasto. Il Cagliari rischiava di fallire, quindi Riva e De Logu meritano davvero un bravo, perché sono riusciti a ricompattare il gruppo con la cessione di questi crack o presunti tali, e da lì è rinato un entusiasmo che ha portato poi prima la promozione e poi l'8° al 6° posto, con delle partite clamorose come
la vittoria sulla Juventus con 2 gol segnati negli ultimi 10 minuti, settimana dopo partita sul campo dell'Inter che si accingeva a vincere lo scudetto 2-0 sopra dopo 5 minuti. Sono record che oggi è difficile pensare. Un aggettivo, che tipo di libro è, se vuoi anticiparlo ai lettori tifosi? Un libro sul filo della nostalgia che racconta comunque com'era effettivamente il calcio di quegli anni. Le partite iniziavano tutte alla stessa ora, i giocatori avevano la maglia da 9 all'11, la domenica era vissuta come un rito pagano con i suoi tempi, con i suoi ritmi. Adesso è cambiato tutto, però non so se dire se in bene o in meglio. Naturalmente noi che abbiamo vissuto quell'epoca possiamo fare un paragone e io sinceramente mi permetto di dire che allora era meglio. Quella tua rovesciata, quel gol, insomma, sono rimasti nella mente dei tifosi. Che Cagliari era questo raccontato da Roberto Montesi? Questo Cagliari era un Cagliari bello, perché eravamo tutti quanti amici sicuramente, poi non tanto in campo, ma anche fuori, che tutto sommato anche le nostre mogli e chiunque sia, anche quelli che erano sposati, vivevamo in un contesto abbastanza bello. Se devi ricordare Mario Tidia, come lo ricordi? Parliamo di un allenatore che comunque tutti avete conosciuto. Io posso ricordarlo benissimo perché mi faceva sempre giocare, perciò giustamente poi è una persona splendida, capito? Ci lasciava tranquilli, e non ti dava quella pressione, ti dava, però bene. 14 anni da medico sociale del Cagliari, dottor Fadda, qual è il primo ricordo che le viene in mente a distanza di un bel po' di anni? Il primo è difficile perché sono tanti, però posso dire sicuramente che quella squadra fantastica, Corti, Lamagni, Longobuco e così via di seguito, un gruppo splendido che con i tempi attuali sarebbe stato sicuramente da primi posti in classifica. Ragazzi eccezionali sia sul campo che fuori dal campo. Roccotelli, sì. Insomma il Maradona del Cagliari, quello che batteva con la ribalta. Che ricordo c'è? Beh, io ricordo bellissimo perché da una parte è stato un campionato bello, dall'altra parte è dispiaciuto perché dopo il lancio dell'Arancio contro il Lecce avevamo vinto 1-0 ed eravamo già in Serie A, ci hanno tolto 2 punti e poi la mia sfortuna pure che mi sono fatto male con Toneatto le ultime 6 partite con lui e non ho potuto giocare gli spareggi, anche perché stavo andando benissimo, avevo fatto l'ultima partita con l'Avellino, avevamo vinto 3-0 mi sembra ed era l'ex mia squadra e mi è dispiaciuto, però posso dire che è stato un anno bellissimo perché poi tutti i giocatori che giocavano con me ci siamo ritrovati, ci ritroviamo tutti i giorni, quindi per me è come una famiglia. Renato Coparoni, insomma un po' tu sei stato il portiere a scavalco dagli anni dello scudetto, quindi a Ricchi Albertosi, Adriano Reginato, poi a Corti, insomma, che tipo di ricordi hai di questo periodo raccontati nel libro di Roberto Montesi? Sono ricordi bellissimi perché anche se poi insomma non ho vissuto questa annata del 78-79 perché io sono nato a Torino, ma ho vissuto anche tutte le altre, comprese anche le situazioni difficili societarie, quando purtroppo siamo rimasti anche così 5 mesi senza stipendio perché non c'erano soldi e quindi con Gigi che ci diceva Gigi Riva che diceva calma ragazzi, non fate nessuna messa in mora della società perché sennò fallisce questa società gloriosa, così eccetera. Quindi ho vissuto momenti bellissimi dello scudetto, chiaramente perché ho iniziato nel 69-70, ero ragazzino, quindi ero con loro anche. E poi ho vissuto tutti gli altri anni, quindi momenti bellissimi. È un Cagliari importante raccontato nel libro di Roberto Montesi. La parola chiave è che eravate davvero un bel gruppo. Sì, come ho detto prima, sì, noi eravamo veramente tutti amici, eravamo un bel gruppo, ma anche perché avevamo quasi tutti l'età 23-24 anni. La Capitan Bruniera un po' più esperto. Ma Mario è quello che ci dà un po' più equilibrio, no? Però per l'aspetto eravamo veramente tutti amici, non c'era invidia, non c'era niente, chi andava in panchina
tranquillo, non è che si arrabbiava oppure un altro. E per questo secondo me noi abbiamo fatto quegli anni veramente belli. Vi ha allenato Mario Tiddia, scomparso. Certo. Che ricordo ti ha lasciato? Cosa ti ha dato da calciatore intanto? Guarda, io devo dire la sincera verità, non ho avuto mai problemi con tutti gli allenatori che ho cambiato. Poi il mister Mario Tiddia a noi ci ha lasciato tranquilli, come ho detto prima. C'è stata una persona veramente che noi giocavamo, o perché lui sapeva come giocavamo, non c'è stato lì a dire quello che dovevamo fare o non fare, ci ha lasciato veramente tranquilli, perché lui aveva visto veramente che chi giocava dava tutto e c'era questo gruppo che andava forte, anche perché poi noi il sesto posto che abbiamo fatto eravamo tutti italiani, non c'erano stranieri, eravamo l'unica squadra senza stranieri praticamente. Però qual è il ricordo più bello che hai? Mi viene in mente un tuo gol alla Juventus. No, io sì, sicuramente quelli sono legati a... però quello che mi dà maggiore soddisfazione è la convocazione con la nazionale sperimentale, anche se poi non ho potuto partecipare perché ero infortunato, caso strano, però quella è una soddisfazione sicuramente, sai, non è facile essere convocati con la nazionale sperimentale, anche se era sperimentale, però sai, eri scelto fra tantissimi giocatori che partecipavano allora, era per noi un'enorme soddisfazione. Poi i gol sicuramente più importanti sono quelli legati con la Juve e poi quelli legati sempre con squadra con strisce bianco-nere, con l'Udinese. L'anno che siamo venuti in Serie A, che la partita che giocammo qui in casa noi vinciamo 1-0 col mio gol e questi sono sicuramente i gol più importanti che uno si ricorda, perché poi uno ci hanno permesso di andare in Serie A e l'altro era tantissimi anni che non si vinceva con la Juventus e poi ho ottenuta come l'abbiamo ottenuta agli ultimi minuti, proprio dove magari molta gente nemmeno l'ha visto secondo me il mio gol, perché mancava un minuto alla fine, di solito si usciva prima per non fare la fila dopo con la macchina e così, perché non c'erano le strade di adesso, allo stadio ci andavano 60-70 mila persone, non c'erano 15.000 come adesso la capienza del nostro stadio. Tu di questa squadra che aveva fatto il sesto posto e ha sfiorato quella che era allora la Coppa UEFA, eri il giocatore più esperto, il capitano, che ricordo hai? C'ho un bellissimo ricordo perché erano tutti ragazzi, veramente una squadra di amici, una squadra attaccati uno per tutti e tutti con Tiddia, capito? E volevamo arrivare almeno al quarto posto per fare questa Coppa Europa, però non ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati 15, però abbiamo fatto un campionato favoloso, bello veramente, guarda, chi ricordo li ricordo tutti perché sono tutti che li ho tirati su io. Perché a me mi chiamavano nonno, papà, capito? Senti Mario, tu venivi dallo scudetto che rimarrà ovviamente indimenticabile. Racconti spesso di questo accordo che avevi con Gigi Riva, il gol fatto nella partita che è stata decisiva, il 12 aprile del 70, il Cagliari batte il vostro Cagliari, il tuo Cagliari batte il Bari con i gol di Riva e di Gori. Com'era successo per il primo gol di Gigi? No, è stato quello che lui mi ha sfiorato, mi ha detto Mario incontro e vado, solo questo mi ha detto, no, però l'avevo già capito perché li abbiamo fatto un sacco di volte in allenamento, in partita e così è stato, mi aveva fatto la finta lui di venirmi incontro. Il difensore l'ha boccata e dopo le partite io a Colombella gliel'ho messa davanti. Precisa. E lui in tuffo l'ha messa dentro, lì è stato l'1-0. Però anche lì è una grande squadra, guarda, io ho avuto 2 squadre per dire. Poi quello dello scudetto, questa di questi ragazzi qui. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata.
Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre, garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. In un documento che risale al 12 dicembre 2022, Federalberghi Sud Sardegna, Confindustria Sardegna Meridionale, Confesercenti Cagliari, l'Associazione B&B di Cagliari e l'Associazione Extra avevano chiesto al Comune di Cagliari di prendere in considerazione un elenco di investimenti e gli introiti della tassa di soggiorno 2023. Tra questi, controlli formali e sostanziali per il contenimento dell'abusivismo e il potenziamento e la promozione internazionale del sito cagliariturismo.it, con obiettivi determinati di crescita testimoniati dal numero di accessi per nazione. È trascorso un anno per constatare una scarsa conformità e mancanza di rispetto della norma sulla destinazione dei proventi dell'imposta versata dai turisti, con la costruzione del prodotto integrato. Cagliari, con tutti i suoi accessori e dettagli, che puntava soprattutto a migliorare la qualità dei servizi offerti, anche nei mesi di spalla, per ampliare la permanenza media dei turisti e portarla almeno a 3 giorni. Lo scopo di questa imposta è stato snaturato completamente, si sono creati degli investimenti e delle cose che col turismo non c'entrano niente, non si è creato quello che abbiamo chiesto e noi l'abbiamo chiesto come operatori e come esperti di turismo. Noi vorremmo sapere chi ha deciso quali destinazioni e quali esperti hanno deciso che queste destinazioni di questi fondi avevano delle finalità turistiche, perché a noi non risulta. Noi vorremmo essere ascoltati, noi rischiamo tutti i giorni tutto quello che abbiamo sul turismo, noi siamo i veri esperti del turismo e non siamo persone che un giorno si occupano di turismo e il giorno dopo di agricoltura, quindi voglio dire, vorremmo non è solo essere ascoltati, ma vorremmo che le nostre idee, i nostri piani venissero attuati, perché sono quelli che daranno sviluppo a questa città. Voi siete il braccio operativo, siete quelli che sul territorio testano e vedono quello che succede a livello di turismo. Cagliari non può più avere un turismo di prossimità a questo punto. No, Cagliari ha un turismo, non solo ha un turismo di prossimità, ma ha un turismo casuale, nel senso che siccome aumentano i voli low cost, aumentano i turisti, ma senza alcun piano, senza alcuna determinazione, senza avere in mente un target, senza avere in mente un piano a breve, a medio e a lungo termine, senza avere una visione di quale città turistica noi vorremmo avere tra 5 anni. Tutto questo manca qualsiasi piano, qualsiasi investimento con questa finalità, manca una promozione del territorio seria, manca una magnificazione delle punti di forza di Cagliari, manca tutto quello che serve per avere una città turistica e per creare un benessere turistico che vada a disposizione di ogni cittadino, perché dobbiamo ricordare che ogni euro investito nel turismo poi creerà 20 euro di benessere per tutti i cittadini. Un turismo che è fatto anche di
tutta una serie di attività che sono dai B&B, il turismo privato, ma anche quello di poter veicolare la terra sarda. Cagliari è un po' la finestra del Mediterraneo, però ci sono sempre le stesse difficoltà, i trasporti, l'accoglienza e il voler fare anche degli eventi che non vanno poi a destinazioni turistiche. Ma Cagliari e il Sud Sardegna, tutto il Sud Sardegna dipendono totalmente dall'aeroporto di Cagliari, che è l'unica porta d'ingresso e di uscita che ha il Sud Sardegna. Il nostro porto fa un traffico ridicolo, il 5% di tutta la Sardegna, quindi noi possiamo contare solo sull'aeroporto. È chiaro che ci deve essere un equilibrio tra l'offerta di turismo e l'offerta di servizi e poi questa deve creare la domanda e i trasporti si devono adeguare a questa domanda. Qui sta succedendo un po' il contrario, noi stiamo dipendendo da una grossissima compagnia low cost che praticamente fa il bello e il cattivo tempo in tutto il Sud Sardegna, ma noi vorremmo avere delle prerogative tali per cui il turista ci scelga e quindi scelga poi il vettore, non prima il vettore e poi la destinazione. Mura, mi permetto di dire, dalla lettera che voi avete presentato, è una lettera molto semplice e anche performante, che va a toccare anche i punti fondamentali della comunicazione. Non è possibile avere un'app dove c'è neanche il 10% dei servizi di Cagliari. Un'app è solamente uno strumento che ha un senso se intorno all'app ci sono tutti gli strumenti corollari e quindi voglio dire, se non c'è tutta una serie, se non ci sono tutte le lingue, se non ci sono tutti gli eventi storici, se non ci sono tutti i monumenti, tutti i ristoranti, tutti gli alberghi, tutti i ricettivi, tutti i trasporti interni e tutti i percorsi che un turista può fare, allora l'app non serve proprio a niente. E poi tra l'altro voglio dire, se l'app non viene a sua volta promossa e dalla cartellonistica con i QR code che fanno riferimento all'app, che fanno riferimento ai monumenti, ai trasporti, alla storicità, l'app è solamente uno strumento che è un corollario di tutti i servizi, di tutta l'offerta che il turista può avere. Senza questo l'app non serve a niente. Qualche giorno fa a Manifattura Tabacchi c'è stato il vostro evento con un grande successo di operatori e di pubblico. Oggi qui si è parlato della tassa di soggiorno che dovrebbe aiutare a questo tipo di comunicazione turistica. Sì, allora anche in Extra si è parlato tanto con gli operatori di come poter sviluppare la destinazione Cagliari nel settore del turismo e quindi anche nell'extra alberghiero. Sicuramente l'imposta di soggiorno è uno dei punti su cui ci si discute sempre ed è importante che venga utilizzata soprattutto per sviluppare nuove tratte, nuove rotte. Quello che noi proponiamo è utilizzare queste risorse in gran parte per far venire i vettori nel periodo che non è quello estivo, ma da adesso sino a prossimo maggio, nel periodo winter, quando praticamente noi entriamo in letargo perché oramai non ci sono più destinazioni internazionali collegate con Cagliari e quindi nell'extra alberghiero in particolare il numero di clienti diminuisce in maniera rilevante. Quello che ha meravigliato è che è passato circa un anno, mancano pochi giorni, è passato un anno da questa lettera che era una lettera semplice ma performante anche di comunicazione di quello che si andava fatto, che voi siete addetti ai lavori, lo possiamo dire? Sì, col Comune facciamo sempre varie interlocuzioni perché ci chiedono suggerimenti su come utilizzare queste risorse. Poi alla fine vediamo che quello che viene fatto non è mai quello che viene stato proposto precedentemente. Sicuramente da questo punto di vista ci deve essere ancora una maggiore unione tra i due settori, quindi la parte pubblica e la parte privata, che è quella che poi alla fine deve portare a casa il lavoro e far lavorare la destinazione. Come si sa, l'imposta di soggiorno è un'imposta di scopo, quindi in buona sostanza quello che si incassa deve essere poi utilizzato per fare promozione turistica della città, promozione a 360 gradi sotto tutti i punti di vista. Ci stiamo resi conto che invece questa promozione a Cagliari in questi anni, da quando è nata l'imposta di soggiorno a Cagliari, non c'è stata. Noi siamo assolutamente favorevoli a che ci sia l'imposta di soggiorno perché come in tutte le altre città d'Italia, le città importanti, l'imposta di soggiorno esiste da tanti anni e viene utilizzata
in buona parte per fare la promozione turistica. A Cagliari noi non abbiamo idea di come questi soldi vengano utilizzati. L'anno scorso in questo periodo siamo stati ricevuti dall'amministrazione comunale che ci ha chiesto delle indicazioni, dei progetti per poter impegnare l'imposta di soggiorno del 2023, ma questi progetti che noi prontamente insieme a tutte le altre associazioni abbiamo fornito probabilmente sono rimasti nel cassetto di qualche assessorato e ad oggi non abbiamo nessun tipo di informazione in merito. Andiamo incontro al periodo di Natale, un periodo che in modo naturale è favorevole e si può ripartire da questo periodo. Ce lo auguriamo fortemente. Dicembre è un mese importante, un mese caldo, un mese dove comunque arrivano le tredicesime e quindi molti di questi soldi, di queste risorse si spendono per Natale, dai regali ai pranzi, le cene e quant'altro. È un momento in cui il commercio deve essere pronto per poter, come dire, caricare le batterie per momenti un pochino più difficili come gennaio e febbraio. Era il 1975 quando un gruppo di pazienti emodializzati e familiari ormai stanchi del continuo pendolarismo verso la penisola per effettuare la terapia salvavita unirono le forze per sensibilizzare le autorità sanitarie ad una soluzione al problema. Dopo diverse riunioni e confronti pensarono che l'unico modo per non partire ogni settimana per sottoporsi alla dialisi era quello di puntare i piedi, perché si incominciassero ad allestire dei centri dialisi anche in Sardegna. Per raggiungere questo risultato i pazienti dovettero fondare un'associazione che chiamarono Associazione Sarda Emodializzati, nata ufficialmente il 24 luglio 1979, ma già dal 1975 il sodalizio operava a sostegno e a tutela dei pazienti nefropatici, non solo in trattamento di emodialisi, ma anche trapiantati di rene o in trattamento conservativo ambulatoriale per nefropatia cronica. I primi trapianti per i pazienti sardi iniziarono a Houston negli Stati Uniti e a Lione in Francia, poi cominciarono anche in Italia. Si stava creando così una importante realtà di pazienti dializzati e trapiantati e questo portò l'associazione a chiedere maggiori tutele nei loro confronti, in considerazione del fatto che la dialisi trisettimanale della durata di 5 ore al giorno comportava il licenziamento dal lavoro dovuto alle continue assenze per sottoporsi alla terapia, mentre i trapiantati si trovavano in gravi difficoltà economiche a causa delle ingenti spese affrontate per il trapianto e le visite di controllo dopo l'operazione. Ogni anno in Sardegna sono 4.000 i nuovi pazienti che entrano in lista con tempi d'attesa ancora molto lunghi. La giornata di oggi è una giornata incentrata sulla donazione. La nostra associazione, come associazione di nefropatici dializzati e trapiantati, è chiaramente in prima linea sulla donazione affinché perché con la donazione, non lo sappiamo, con questo grande gesto, con questo dono si fanno i trapianti, per cui il nostro obiettivo è sempre quello, incentivare la donazione in modo che aumentino i trapianti, che attualmente la Sardegna, pur essendo un'isola generosa, tanti donano, però noi dobbiamo incrementare ancora di più e togliere questo zoccolo duro del 30% di persone dicono di no alla donazione. Un incontro importante con degli addetti ai lavori di qualità e l'incontro è utile anche per portare a conoscenza del cittadino comune l'argomento della donazione e dei trapianti, perché molto spesso si parla tanto ma c'è poca informazione, quindi lo scopo è proprio quello di sensibilizzare e di incuriosire le persone per potersi informare e approfondire di più l'argomento e magari dare un contributo alla società con il consenso alla donazione. In questa giornata un po' approfondiamo l'argomento della donazione in modo da aumentare la consapevolezza delle persone, ma quello che io voglio chiedere a tutti è questo: parliamone con il proprio marito, la propria moglie, i parenti, in modo che magari quando noi ci troviamo in quella condizione delicata, tristissima, di comunicare una morte
di poter chiedere gli organi non siano i parenti e la famiglia a scegliere, ma che ci sia l'espressione della volontà del paziente. Cofimer, Consorzio di Garanzia Collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre, garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Professor Pavan, Luisanna Fode saluta. In questi casi gli aggettivi abbondano, sono tutti positivi per la donna, per la professoressa, per la docente, per quella che ha saputo organizzare e dirigere. Lei ha un altro profilo che le viene in mente da collega che l'ha affiancata per tanti anni, forse decenni. Sì, la vita di Luisanna Fode all'Università di Cagliari si divide in due periodi, quella di economia e quella di lingue come struttura dipartimentale. All'epoca della sua prima vita in economia abbiamo fatto battaglie epiche per aprire la facoltà al mondo, avviare Erasmus, aprire contatti, i primi visiting professor. Ricordo l'amico Jim Chan da Chicago, ma loro ne facevano di tutti i colori, quindi eravamo giovani, io ero quarantenne, lei ne aveva molti meno, ma avevamo energia e la ricordo come veramente un vulcano di idee e di attività. Qual è l'aggettivo? L'aggettivo è energetica, poi se ne posso dire altri, empatica, esplosiva.
Questo è un giorno particolare, lei saluta l'Università di Cagliari, dalla laurea a oggi, qual è il percorso, come lo racconta in 40 secondi? Ci stavo pensando l'altro giorno, alle 3 tappe, facoltà di economia che mi ha accolto in maniera rocambolesca per un incontro magico tra 2 personaggi, il professor Antonio Mattu e Line Unali, che si erano trovati a un concorso a cattedre, poi il passaggio dovuto alla facoltà di lingue a cui avrei dovuto appartenere, però per motivi, come dire, politici sono rimasta economia, e poi il centro linguistico, che è il nostro amore e il gioiello ereditato da Laura Iottini. Dunque sono tre fasi di lavoro soddisfacente, di grande lavoro, però grandi soddisfazioni, e le persone che sono qua dimostrano che qualche cosa è stata fatta. Ecco, sul teatro accademico, sul teatro anatomico poi ci torniamo. Di questi 3 momenti, di questi 3 step, abbiamo un ricordo, proprio una sorta di piccolo cameo di ciascuno? Sì, certo, economia, come vi ho detto, l'università fatta di politica dura, dunque consigli di facoltà con urla, persone che salgono sulla cattedra, professor Sabattini, i personaggi che però mi hanno anche aiutato a, come dire, a potermi esprimere in pubblico senza avere paura di quello che si dice. A lingue la trasformazione degli insegnamenti, dovuta ovviamente alle nuove tecnologie, ma anche al fatto di volere una cosa molto, l'ho voluta proprio molto, cambiare, rivoluzionare il modo di insegnare le lingue, e mi hanno aiutato, mi ha supportato il professor Marci, mi ha supportato Ignazio Puzzu, i colleghi che hanno voluto seguire il percorso con me. E CLA tutto, il progetto Lingua Inglese, Sardegna Speaks English, i fondi per le lingue, non solo l'inglese all'esterno, è stato tutto segnato da passaggi importanti. I rettori, io ne conto 4, spero di non sbagliare, i professori Mistretta, Melis, Del Zompo e Mola. Esatto. Ecco, anche qui un piccolo cameo di 20 parole. E tutti supportati, ci hanno supportato molto, sia come CLA che anche come carriera, perché sai, fare la carriera al centro a economia da docente di inglese e vincere un posto da ricercatore, quello di Olga Denti, non era un'impresa facile. Io non venivo a lingue, non venivo da un percorso di studi umanistici, ero in facoltà di economia dove l'inglese era sì importante ma non molto. Che CLA è l'acronimo di Centro Linguistico d'Ateneo, che CLA lascia e quale sarà il prossimo passo? Allora, lascio il CLA efficiente in mano di una persona che forse è possibile che abbia più grinta di me, è Olga Denti, l'attuale direttore, mia amica, collaboratrice, collega, e c'è molto da fare ancora. L'inglese, siamo arrivati al B2 nelle lauree triennali, vogliamo arrivare al C1 nella magistrale, ma ci sono le altre lingue, cioè l'inglese va insegnato, impartito, imparato in modo che ci possano essere le altre lingue da apprendere, cioè l'inglese dovrebbe essere un dato di fatto per tutti e potersi concentrare quindi sulle altre lingue. Chiudiamo sugli altri, come dire, sulle altre sfaccettature del prisma. La famiglia, spesso si dice è un luogo comune, dietro un grande uomo, una grande donna, lei ha un grande marito, il dottor Melis, Maurizio Melis, che andrà in pensione il 1° di febbraio, confermiamo. Che è a capo ancora della neurologia dell'Arnas Brozzo, della Stroke Unity, eccetera, eccetera. E poi ci sono le figlie. Vediamole un pochino più da vicino, queste componenti della famiglia Fod e Melis. Tu mi vuoi troppo bene. Allora, Marta è neurologa come il babbo al Policlinico e si occupa anche lei di malattie cerebrovascolari, ma anche di altro. E ha un bambino, dunque sono anche nonna. Alessandra invece si occupa di finanza verde, ha fatto tutt'altro percorso, vive a Londra e con orgoglio si sta occupando di ambiente, che è una cosa bella. Ecco, la tua carriera, la famiglia, cosa pensi di aver tolto e cosa pensi di aver avuto? Tutto si fa grazie a 2 genitori che ho avuto che mi hanno supportato moltissimo, dunque viaggi, aiuto con le figlie, eccetera, e poi una famiglia che era improntata un po' anche sul lavoro, sul senso del dovere, dire questo. Non possiamo che chiudere col tennis, che è la cosa più divertente. Luisanna Fod, campionessa regionale più volte, titoli anche, adesso ce li dirai, e veniamo da una settimana strepitosa per la disciplina in Italia. Bene, parliamo da Luisanna Fod, tennista e poi dirigente. Luisanna Fod è tennista, è minima cosa, campionessa regionale, titoli di doppio misto universitario con l'attuale presidente Angelo Binaghi.
ma la carriera che ho fatto politica del tennis è stata impagabile. Sono stata a 2 Olimpiadi, ho partecipato alla costruzione e dello sviluppo del tennis nei paesi più poveri, ho frequentato i tornei più belli, è stata una gioia e questa Italia poi è entusiasmante con un bravo giocatore e altri bravi giocatori. Il fatto che la RAI abbia, pensavo oggi alle persone che mi hanno scritto e mi hanno solo associato alla Coppa Davis, che sarebbe stato impensabile senza la diffusione del tennis a questi livelli anche nella televisione pubblica. Professor Mistretta, Luisanna Fodde la ricorda come il primo e più importante rettore al suo inizio di carriera. Che tipo di episodio le viene in mente? Mi viene in mente un episodio che è legato agli incontri di Wimbledon, quando ricevendo l'invito per la manifestazione in coda del biglietto c'era scritto non usare scarpe coi tacchi a spillo. E questo naturalmente per significare che era molto più importante per lei farmi notare queste cose piuttosto che farmi notare qualche ripresa scientifica. Che ricordo ha di Luisanna Fodde? Che tipo di bilancio può tracciare? Beh, un bilancio positivo non solo perché sarebbe positivo per tutti, ma perché ha dimostrato una capacità manageriale che va oltre la sua professionalità di docente di inglese e di altre discipline. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio, da sempre garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Un confronto con esperti e rappresentanti del mondo della ricerca e dell'innovazione per condividere idee, proposte e immaginare un futuro più dinamico e all'avanguardia per la Sardegna. Si è parlato di ricerca nei settori strategici per creare opportunità di sviluppo tecnologico e innovativo.
Nel corso dei lavori si è discusso dei modi più efficaci per mettere in connessione il mondo delle imprese con quello dell'innovazione per attrarre talenti e capitali. Dopo il convegno Oltre il mare a Livorno a bordo del traghetto Sardegna e il forum Asinara Lab a Porto Torres, il gruppo SAE, editore della Nuova Sardegna, con il patrocinio di Fondazione Sardegna e con il media partner Sardinia Post, ha dato il via ad un ciclo di 5 incontri e dibattito dal titolo Connessioni. Nell'appuntamento di Cagliari, nella sala convegni di Manifattura Tabacchi, è continuata la sfida che prevede confronto e dialogo sulle tematiche che riguardano soprattutto le competenze necessarie per il futuro e il lavoro delle giovani generazioni, l'importanza della formazione e dell'istruzione e le soluzioni per attrarre nuovi talenti e stimolare la nuova residenzialità per avviare processi sostenibili di ripopolamento, innovazione e trasformazione. Mai come oggi dunque è essenziale avviare un dibattito collettivo e creare un dialogo pubblico sui grandi temi che caratterizzano le sfide che attendono il futuro dell'isola, per affrontarle in modo collegiale, consapevole e informato. La Sardegna, come il resto dell'Italia e dell'Europa, si trova in un momento storico cruciale, il contesto europeo. Infatti è segnato da sfide globali che riguardano, tra le altre, la transizione energetica e la rivoluzione digitale. La nostra regione si appresta ad affrontare momenti significativi, segnati anche dall'avvio di un nuovo ciclo di fondi europei che rappresentano una preziosa opportunità per l'attivazione di processi di rinnovamento e trasformazione. È il caso in discussione degli sviluppi che potrebbe avere il via libera alla realizzazione dell'Einstein Telescope in territorio di Lula, nel cuore della Barbagia. Professore, lei oggi è qui presente per l'evento Connessioni, ha argomentato anche sul CRS4, ci vuole esprimere un riassunto di quello che ha detto questa sera? Ma brevissimamente, CRS4 mi è stato chiesto di proiettarlo nel futuro, io l'ho fatto rappresentando l'obiettivo tra i più rilevanti che intendiamo porre in essere nell'immediato futuro, che è quello di acquisire la prima macchina quantistica, il primo computer quantistico in Italia. Naturalmente inserendolo in un contesto, diciamo, storico di competenze conclamate nel settore dell'informatica, che è un po' la pelle del CRS4. Il secondo quesito verteva sull'importanza delle discipline STEM e ho voluto sottolineare questa attività che CRS4 ha intrapreso con l'anno scolastico scorso e sta replicando in questo anno scolastico, un'attività che sta portando i nostri uomini in tutte le scuole primarie e materne della Sardegna. Credo che ormai siamo già arrivati a almeno 4.500 bambini e bambine, una numerosità di scuole davvero che supera credo le 50. E che cosa facciamo? Andiamo in queste scuole e andiamo a far conoscere, a far toccare con mano le discipline STEM ai bambini e alle bambine. Noi crediamo che questa sia la strada maestra per facilitare domani la scelta di queste bambine e questi bambini a iscriversi, che ne so, a ingegneria, a iscriversi a fisica, a iscriversi a chimica, a iscriversi nelle discipline scientifiche, di cui c'è un terribile bisogno, non solo in Sardegna ma in tutta Italia, e crediamo che questa sia una fattiva modalità di azione in questo senso. La terza e ultima domanda verteva invece sul distretto aerospaziale della Sardegna, che ho l'onore e l'onere di presiedere ormai da 10 anni. Sostanzialmente mi è stato chiesto se ancora lavorassimo sulla realizzazione di elementi strutturali o mattoncini, come la stampa li ha chiamati, utilizzando le risorse disponibili sul pianeta Marte. La risposta è positiva, ci stiamo ancora lavorando perché stiamo dentro un progetto che guarda a uno scenario di esplorazione del pianeta rosso tutta italiana, uno scenario tutto italiano di esplorazione del pianeta rosso che speriamo possa avverarsi nel 2031. Naturalmente proseguiamo l'attività anche in altre direzioni, una tra queste, la più recente, la settimana scorsa abbiamo inaugurato la sede presso l'aeroporto di Tortolì,
una sede io credo che possa generare davvero grandi ritorni in relazione al fatto che ha degli elementi di unicità. E l'elemento di unicità principalmente è rappresentato dal fatto che oltre all'infrastruttura aeroportuale propriamente detta è presente il poligono interforze Salto di Quirra a 2 passi, nel senso che tutte le come dire, infrastrutture presenti di alto livello tecnologico presso il poligono, in forza di un accordo sottoscritto dal distretto con il Ministero della Difesa, possono essere utilizzate per applicazioni di tipo civile nel settore spazio e aerospazio evidentemente, e quindi la sinergia tra queste 2 infrastrutture a nostro modo di vedere rappresenterà un unicum in Italia, e quindi ci candidiamo ad essere la piattaforma di test per i velivoli senza pilota nel nostro paese. Quando si parla di connessione, si parla di ricerca, si parla di futuro, si parla di giovani, Maria Chiara Di Guardo è sempre in prima fila. Sì, è un grande piacere. Come università noi lavoriamo moltissimo creando connessioni, in particolare il centro, il CREA, il Centro per l'Innovazione e l'Imprenditorialità, ha l'obiettivo di creare connessioni con le imprese, connessioni con il territorio, e ha l'obiettivo di usare la conoscenza e il know-how sviluppata all'interno dell'Ateneo per valorizzare le opportunità e offrire possibilità di creare imprese ai giovani sardi. Ci ritroviamo col direttore della Nuova Sardegna un mese dopo, prosegue il percorso di connessioni. In questa occasione si è appena concluso il lavoro, si è parlato molto di un grande progetto, un progetto da 36.000 posti di lavoro che riguarda il cuore della Sardegna, la Barbagia. Parliamo di Einstein Telescope e del progetto Sosenatos. Hai detto bene, è sicuramente l'esempio forse maggiore di connessioni, perché può agevolare la Sardegna a connettersi con i continenti, con il resto del mondo. Davvero credo che saranno soldi, se capiterà e toccherà a noi come Italia ospitarlo, saranno i soldi forse meglio spesi per il futuro della Sardegna. C'è grande concorrenza? C'è grande concorrenza, poi qualche tempo fa abbiamo scritto, è spuntato un nuovo concorrente di cui non si sapeva nulla all'inizio, però siamo fiduciosi che la Sardegna, l'Italia, possa portare a casa questo progetto. Abbiamo parlato nell'ultima occasione, ma è trascorso tanto tempo, è sceso in campo Renato Soro, ci sono grandi novità. Questa lotta politica tutta sarda sta diventando un caso a livello nazionale, se ne è occupato il Corriere della Sera, il Fatto Quotidiano, se ne occupano tutti. Se ne occupano tutti ed è un po' il bello forse della politica sarda, è un po' fuori dagli schemi soliti a cui siamo abituati normalmente, a cui io stesso sono abituato perché come sentite non sono sardo, sono emiliano romagnolo, noi siamo un po' più standardizzati. C'è da divertirsi, ci sarà da divertire, anche se va detto che a pochi mesi dalle elezioni ancora ci manca un punto fondamentale, cioè la candidatura del centrodestra. Ora vedremo, forse arriverà nei prossimi giorni. Quindi abbiamo 2 candidature per la corrente di sinistra e neanche una. Neanche una per il centrodestra, vediamo che succederà. Non abbiamo la palla di cristallo, vediamo, stiamo a vedere. Pochi giorni credo però serviranno. Una curiosità che ci domandiamo noi, ma anche tutti i telespettatori, ma perché tutte le altre regioni politicamente si allineano alle decisioni del governo e qui in Sardegna sta succedendo questo caos? Insularità va bene come parola, credo che sia dato anche da questo. Sicuramente la Sardegna è una regione completamente diversa dalle altre, ha problemi che le altre regioni non si possono neppure immaginare, neppure la Sicilia, e questo si riflette anche sullo scenario politico. È passato un mese dall'appuntamento con Connessioni di Sassari e quello di Cagliari, adesso solamente 10 giorni si va in Gallura? Si va in Gallura e sarà la terza tappa di Connessioni, lì parleremo di infrastrutture, trasporti, poi avremo altri 2 appuntamenti, uno a Milano e uno a Roma, perché proprio è questo il senso di Connessioni, connettere anche la Sardegna con il continente, nelle 2 città simbolo del continente. Michele Punturo dell'Istituto di Fisica Nucleare.
Abbiamo parlato di Einstein Telescope perché Einstein Telescope è una grande opportunità sia per il mondo scientifico, ovviamente, perché è una grandissima infrastruttura di ricerca che permetterà avanzamenti scientifici nella conoscenza dell'universo, ma ovviamente, come ogni grande infrastruttura, ha un impatto notevole sulla regione che lo ospita. E la Sardegna ha questa possibilità, questa candidatura è una candidatura forte e bisogna chiaramente attrezzarsi per sostenere la candidatura, ma l'impatto di ET, se realizzato in Sardegna, ovviamente sosterrà sia dal punto di vista economico la regione, che in realtà la cosa più importante, e proprio nell'ambito di questo evento, favorirà le connessioni della Sardegna, le connessioni col mondo scientifico, le connessioni fisiche attraverso internet, le connessioni industriali e tecnologiche. Ne parlavamo con il direttore della Nuova Sardegna che ha organizzato questo evento. C'è una grande concorrenza, almeno altre 2 località in Europa. Sì, è vero, in realtà è una località sicuramente che è in Olanda al confine col Belgio e vicino al confine della Germania, e un altro sito che non è formalmente candidato, quindi ancora non lo consideriamo una candidatura, in Sassonia, quindi in Germania. Il sito olandese è un forte competitor per la grande organizzazione e per la grande filiera industriale che c'è in quella zona. La Sardegna ha altre carte da giocare e quindi occorre sfruttare al massimo le carte sarde e italiane in genere. Potrebbe essere un progetto di livello assoluto a livello internazionale? È un progetto che è nato europeo e ora è diventato mondiale. Einstein Telescope in questo momento, la collaborazione scientifica, ha più di 1500 scienziati, una buona parte sono europei, ma abbiamo già gruppi di ricerca che partecipano a ET che provengono da Taiwan, dalla Corea, dal Brasile e quindi da Israele. Si sta allargando a livello globale. I nostri telespettatori si chiedono: ma come mai è necessario impiegare 36.000 unità di lavoro per un progetto di questo tipo? Allora, va precisato, perché 36.000 unità di lavoro non vuol dire che sono 36.000 persone, altrimenti stiamo a realizzare la Fiat degli anni 60, quindi non sono 36.000 posti di lavoro, sono un numero di persone, un numero di attività, noi li chiamiamo full time equivalent, che si sviluppano in un certo numero di anni. Faccio un esempio: 36.000 posti di lavoro, se la costruzione, perché questa è per la costruzione, se la costruzione dura 9 anni, vuol dire 4.000 persone che lavorano a regime pieno per 9 anni, 4.000 persone. Questo è il concetto, è un'unità che usano gli economisti. Un'ultimissima cosa: perché il territorio della Barbagia di Sos Enaztos si fa preferire rispetto a tutte le altre località nazionali? Perché allora, dal punto di vista geologico la Sardegna è separata dall'Italia, ha un'attività sismica pressoché inesistente e una qualità della roccia notevole e quindi è perfetta perché noi, come infrastruttura di ricerca, come Einstein Telescope, cerchiamo un sito molto silenzioso. In aggiunta è una regione, una zona che ha bassa densità abitativa e quindi anche il rumore antropico, noi esseri umani facendo le nostre attività facciamo rumore, anche il rumore antropico è molto basso. Quindi abbiamo fatto delle misure insieme all'Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia, abbiamo fatto delle misure di rumore sismico nel sito di Sos Enaztos ed è risultato uno dei migliori, se non il migliore sito al mondo per quello che serve a noi, nell'intervallo di frequenza che serve a noi. Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fratelli Cellino, la qualità è emozione.
sicurezza. Richiedi al tuo negoziante di fiducia i prodotti del mercato agroalimentare della Sardegna. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.